Sarò molto breve per poter recuperare un po' il tempo che si è perso. Anch'io voglio ricordare che questo convegno è stato pensato in collaborazione con gli enti e le associazioni aderenti al tavolo del welfare per i minori, a cui l'Ordine degli Psicologi del Veneto ha aderito nel 2012. E questa iniziativa è anche l'iniziativa che conclude il mese, chiamiamolo mese, 5 maggio, 5 giugno, che il welfare per i minori ha dedicato un mese che è stato pensato contro il maltrattamento all'infanzia e all'adolescenza. Mi piace anche ricordare che ci siamo incontrati, il nostro Presidente ne ha già accennato, ci siamo incontrati qui, in questo spazio, anche nel 2013, e che ritrovarci oggi riconferma l'impegno della nostra professione e anche delle altre professioni che sono qui presenti, quindi l'impegno e la testimonianza di quanto è importante per noi lavorare sulle tematiche della protezione e cura dei minori e delle loro famiglie. La prima parte di questa giornata sarà dedicata al tema del maltrattamento e dell'abuso, con una particolare attenzione alle ripercussioni sui processi dello sviluppo infantile e sui suoi esiti a lungo termine, sui costi anche economici della mancata prevenzione e le esperienze effettuate nella nostra regione su questa tematica. La dottoressa Fiore infatti ci parlerà delle esperienze delle equip specialistiche interprovinciali che lavorano proprio con i bambini che hanno subito grave maltrattamento e abuso. Non possiamo infatti dimenticare che sono oltre 100.000 i minori italiani in carico ai servizi sociali, perché vittime di trascuratezza, di abuso e di sfruttamento. E questa è solo la superficie del problema. Rimane infatti un fenomeno largamente sommerso. Secondo le stime prudenziali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in Europa, i casi reali sono 9 volte maggiori di quelli che sono segnalati. In Italia manca ancora un sistema omogeneo di raccolta dati e anche nel Veneto abbiamo avuto in questi ultimi anni una carenza di informazioni sulla realtà dei minori, in quanto l'Osservatorio regionale delle politiche sociali non ha più elaborato dati e non li ha più comunicati. La seconda parte di questa giornata avrà come focus la protezione, il tema della protezione dei minori. Quindi l'importanza della rete nella progettazione degli interventi e nella condivisione delle responsabilità. Cercheremo di approfondire insieme gli elementi di forza e anche di debolezza della rete dei servizi territoriali, ma anche della rete del privato sociale, ma anche dei professionisti che oggi nella tavola rotonda sono ben rappresentati, penso agli avvocati per esempio, agli insegnanti, alla scuola. Quindi gli elementi di forza e di debolezza che questi professionisti hanno individuato nel lavorare insieme. E anche, credo, la rete, oltre a poter riflettere sul proprio ruolo, sugli elementi di forza e di criticità, può dare anche grandi spunti di riflessione sui cambiamenti sociali, culturali ed economici che la famiglia per prima, come prima piccola istituzione, risente particolarmente. Io credo veramente che la rete dei servizi, quindi i professionisti, non devono essere pensati solo come quelli che aiutano la famiglia a risolvere le difficoltà e i problemi, ma sono un osservatorio dei cambiamenti, dei nuovi bisogni, delle nuove forme di famiglia, delle nuove forme di coppia,
delle nuove dinamiche all'interno della coppia e di come il bambino ora viene visto all'interno della coppia, all'interno della famiglia e anche all'interno delle altre istituzioni. Concludo dicendovi questo, che oggi ci siamo dati degli obiettivi piuttosto ambiziosi. Se nel convegno del 2013 ci eravamo dati 2 obiettivi, in questo ce ne siamo dati 3. Il primo è certamente un obiettivo formativo e le colleghe che abbiamo invitato ci daranno grandi elementi momenti di formazione, esperienze di formazione. Quindi il primo obiettivo è formativo, il secondo obiettivo è la valorizzazione del patrimonio professionale e la vostra presenza qua dentro ne è una conferma. Il terzo obiettivo è quello di continuare ad essere uno stimolo alle forze sociali, perché possano riprendere a pensare, a progettare e quindi ad investire in termini economici, in termini anche di risorse rispetto a tutto il mondo dell'infanzia. E quindi colgo con molto piacere le parole del dottor Del Re, che è qui per, come dire, che porta qui l'attenzione e l'interesse della Regione, che si farà carico poi di portare spunti, riflessioni, proposte che possono entrare da oggi. Voglio terminare, proprio terminato, ricordando appunto, l'ho detto all'inizio, lo dico anche alla fine, che questa giornata chiude il mese che il tavolo del welfare per i minori ha dedicato alle tematiche dei bambini e degli adolescenti. E mi piace dirvi i risultati che abbiamo raggiunto. In questo mese per il welfare sono stati effettuati circa 40 eventi pubblici. Vi sono state circa 200 attività di sensibilizzazione nelle scuole, nell'università e in altri luoghi di socializzazione. E questa campagna ha avuto un grande eco online, con 1 milione di visualizzazioni su Facebook in 30 giorni e circa 16.000 contatti al sito. Io vi ringrazio per la vostra presenza, per la vostra attenzione e anche per la vostra pazienza.